Pubblico di Mistopolini, voi che siete così attenti, vi presento subito, lo so che scalpitate, questa aspirante Miss numero 9, nome e cognome? Tamara Pacor. Oh, Tamara, che bel nome che è, Tamara. Grazie. Hai deciso questo nome? È mio papà, guardando un film. Vedi che c'era un significato particolare. Sì, sì. Allora, quanti anni hai? 17. Fatti? E ad aprile, il 18. Capito? Cosa fai? Studi? Studio e lavoro perché sono una volontaria del servizio civile solidale e aiuto le persone bisognose. Sei bravissima. Senti che applausometro che c'è da casa. Bene, come mai Mistopolini? Perché ho sentito molto parlare e perché mi piace quest'ambito della moda. Quindi sogni un po' di diventare una modella? Sì, sì, sempre piaciuto fin da piccola. Bene, tra l'altro sei così giovane che puoi ambire a tutto quello che... Senti, abbiamo detto anche il tuo sogno del cassetto. Sei simpatica? Sì, sì, mi dicono. Ok, non abbiamo dubbi, anche perché adesso che dovrei farci la faccia simpatica, verrà fuori tutta la tua simpatia. Ti sei preparato una faccia simpatica? No. Bene, per questo te lo chiedo, perché è la spontaneità che noi ci interessa, quindi facci la faccia più simpatica che riesci a fare a mio via. Pronta? Via! Va bene, va benissimo. Allora, adesso il microfono, puoi salutare chi vuoi. Allora, saluto il mio fidanzato, mia mamma che mi ha accompagnato e la seconda R. Aggiungo in bocca al lupo. Grazie, crepi, grazie. Everybody sings along. I see the pretty babies at the pool, but all I can think about is you.